Ben ritrovati, oggi siamo a Sant'Urbano in provincia di Padova, nelle vicinanze di Este. Sulla mia sinistra Villa Nani Loredano, una villa del Cinquecento, alla mia sinistra anche Angela Pomaro, guida della villa, guida del territorio, ragazza del posto che nella prima vita è ingegnere edile, in realtà poi ha fatto un corso proprio per diventare guida e raccontare questa villa ai turisti, ma non solo. Allora Angela, ci racconti qualcosa di questa villa? Sì, con vero piacere. Questa villa è una villa Nani Loredano, per l'appunto, una villa della seconda metà del 1500. La datazione non è certa, ma l'elemento più importante che ci permette di collocarla temporalmente è un documento conservato presso il Museo Etnografico di Stanghella, il cosiddetto ritratto del Gorzon, una ricostruzione cartografica delle grandi opere di bonifica che i veneziani avevano avviato in questo periodo in questi territori del 1633, che comunque sappiamo essere una riproduzione di un documento precedente, quindi della seconda metà del 1500. Da qui la collocazione temporale. La disposizione territoriale oggi può sembrare curiosa, in quanto ci troviamo all'interno di un entroterra che non è caratterizzato da altri elementi storico-artistici di pregio come la villa che andiamo a visitare. Ma dobbiamo pensare che questo territorio si configurava in modo piuttosto diverso all'epoca. Innanzitutto di fronte alla villa, proprio tra i due argini che si possono distinguere qui vicino, a 10 metri circa, si trovava il canale della Rottella, un canale di origine naturale, originato da una rotta dell'Adige che è collocata tra l'XI e il XIV secolo, cosiddetta rotta sabadina, che poi è stato utilizzato dai veneziani per reggimentare il corso dell'Adige e le piene dell'Adige anche nei periodi successivi. È stato chiuso definitivamente intorno al 1700 a seguito della piena del 1774 che aveva causato un'alluvione piuttosto grave per questi territori. I veneziani dunque e la famiglia Nani, committente della villa, arrivavano direttamente da Venezia attraverso l'acqua, quindi attraverso l'Adige e dall'Adige il canale della Rottella. Ecco, perché si chiama Nani Loredan? Si chiama Nani Loredan perché la famiglia committente, anche se l'attribuzione è stata operata solo attraverso documenti successivi, è stata piuttosto difficile, non agevole, risulta la famiglia committente. Successivamente subentra la famiglia Loredan come proprietaria di un terzo per motivi ereditari. Ecco, attualmente questa villa è di proprietà della Regione Veneto ed è stata data in comodato gratuito al Comune. Sì, questa villa ha vissuto vicissitudini piuttosto importanti e anche tragiche, se vogliamo dire. Fino al 1962 infatti è stata di proprietà privata, prima delle varie famiglie di nobili veneziani che l'hanno tramandata, poi tra l'800 e il 900 ha avuto una serie di acquisizioni da parte di altri privati. Stava addirittura per essere demolita per ricavare materiale da costruzione, in effetti non è più presente in un annesso rustico che si trovava sul lato destro della villa rispetto alla posizione in cui ci troviamo, e che tuttavia non aveva elementi di pregio artistico. Nel 1962 finalmente l'ente Ville Venete la scopre, per una dichiarazione dello stesso ente risulta che questa è stata la più grande scoperta fatta dall'ente nella sua storia. È stata acquistata quindi attraverso un'operazione di esproprio dai legittimi proprietari e infine nel 1980 è passata in proprietà alla Regione Veneto in quanto l'ente aveva poi esaurito la sua funzione. Dal 1997 è concesso in comodato d'uso al Comune di Sant'Urbano che si è preoccupato di avviare alcuni studi storico-artistici sugli affreschi della villa per poter formare un gruppo di guide del quale anch'io ho fatto parte e che insomma ha permesso a tutti i cittadini di Sant'Urbano e in generale anche ai turisti che sono arrivati anche dalla Germania spesso attraverso il canale di Abano Terme di conoscere il pregio di questo bene che abbiamo a Sant'Urbano.
comunque una villa visitabile, una villa utilizzabile, un luogo utilizzato anche tra virgolette dal comune. Sì, proprio per valorizzarle, per permetterne la conoscenza, sono state create una serie di manifestazioni, tuttora vengono sponsorizzate dal comune come manifestazioni teatrali o comunque domeniche in villa, aperte al pubblico con varie forme di spettacolo, innanzitutto perché ci troviamo in un territorio che non gode di tantissime attrattive, comunque bisogna spostarsi molto e di conseguenza è interessante anche utilizzare spazi come il parco che si trova qui nel retro della villa per i bambini, per le famiglie e come elemento di aggregazione sociale, diciamo. Qual è la particolarità di questa villa, l'esterno, la forma architettonica? Allora, dall'esterno si nota un impianto piuttosto semplice, la pianta è quadrata e diciamo che l'elemento principale, più curato esteticamente, è quello della facciata. Il retro è totalmente differente, innanzitutto perché il giardino che ora era presente un tempo non era dedicato a spazio di giardino, ma si trovavano direttamente i campi coltivati. Infatti queste ville nascono nel Cinquecento, quando i veneziani cominciano a investire nell'entroterra a causa innanzitutto del calo nei commerci che registravano a causa della scoperta della via per le Americhe nel 1492 e poi per le scorribande dei pirati che i veneziani avevano sempre contrastato ma che in ogni caso cominciavano a minacciarli troppo direttamente nei commerci. Allora investono nell'entroterra, avviano opere di bonifica che comunque erano già state intraprese, le portano a compimento, diciamo, e costruiscono queste ville anzitutto come centri amministrativi per i loro possedimenti, come centri agricoli per il cui il piano terra di solito è dedicato a deposito e comunque a strutture di servizio e poi comunque per lo svago a cui dedicano il piano nobile che nella fattispecie è l'unico piano affrescato della villa. Nella facciata gli elementi più importanti che possiamo distinguere sono anzitutto la grande apertura centrale del salone del piano nobile che riproduce l'elemento della serliana, un elemento che nel Cinquecento è molto in voga soprattutto a Venezia, ideato da Sebastiano Serlio, architetto bolognese, composto di un'apertura arcuata centrale e due architravate laterali. Sul retro potremo vedere che questo elemento non è presente, ma all'interno viene riproposto con tecnica trompe-l'œil, quindi creando delle architetture solo con l'utilizzo dell'affresco, della tecnica dell'affresco. L'impianto delle aperture, che sono 18 nella facciata, è piuttosto simmetrico, piuttosto ordinato e si distinguono a lato delle aperture della forometria centrale due finestre che danno su saloni simmetrici rispetto all'androne passante. Questo è l'impianto che si trova anche al piano terra. Mentre al piano superiore si notano dei locali di servizio che sicuramente non erano utilizzati dalla famiglia Nani ma solamente dalla servitù o comunque per altri motivi legati alla conduzione del fondo. Altri elementi di pregio sono innanzitutto la balaustra realizzata in pietra bianca di Nantes e poi la scritta che si ritrova sull'architrave d'ingresso della porta, una scritta latina, Ingenuitate, che ha due richiami, anzitutto un richiamo all'antichità classica. Infatti Venezia si richiamava direttamente all'antichità romana, alla grandezza e ai fasti di quella civiltà, anche in aperta contrapposizione con tutte le virtù e i principi richiamati dalla Chiesa cattolica che attraverso lo Stato della Chiesa in qualche modo ingeriva anche negli interessi della Repubblica Serenissima. E poi anche un richiamo alla tranquillità e agli ozi della vita di campagna, un invito ad abbandonare le preoccupazioni cittadine e a concedersi un po' di svago nella campagna che possedevano. Infatti volevo chiederti proprio come veniva utilizzata la villa all'epoca, se era una residenza diciamo estiva o se era effettivamente una residenza vera e propria. In effetti la presenza di due canne fumarie importanti sul retro che dalla facciata non si apprezzano in quanto erano elementi considerati non belli o comunque non pregevoli dal punto di vista dell'immagine e anche dell'importanza della famiglia, denuncia l'utilizzo della villa anche in periodi probabilmente invernali. Oggi degli arredi che erano presenti originariamente non resta nulla perché, come dicevamo, fino al 1962 ha passato varie vicissitudini anche tragiche, tra cui è stata luogo di alloggiamento degli sfollati durante le due guerre mondiali.
Di conseguenza non rimane nulla degli arredi e tantomeno dei camini originali, però si distinguono queste due canne fumali, che fa presupporre che anche se sicuramente sarà stata utilizzata principalmente per le vacanze del periodo estivo dei proprietari, era comunque accessibile e in ogni caso centro di amministrazione delle terre anche per tutto il resto del periodo dell'anno. Ecco, vediamo dei paletti, perché c'è solo una questione legata a quello che è stato il terremoto. La villa è a posto, la villa non crolla, però appunto è solo una sorta di sicurezza esterna per i visitatori. Sì, naturalmente a seguito del terremoto che ha colpito l'Emilia recentemente è stato necessario verificare la sicurezza della villa, anche per permettere l'accesso ai visitatori, che in ogni caso è limitato proprio per la storicità del manufatto, e che comunque e pertanto è stato predisposto un percorso obbligato lontano dal cornicione o comunque dai muri della villa, in modo da eventualmente non interessare i passanti dal crollo dal distacco di qualche pezzo di intonaco o di qualche dentello del cornicione, che insomma può sempre accadere. Tuttavia non si può dire che la villa sia stata danneggiata dal terremoto, è dovuta anche all'anzianità del manufatto, un tipo di riserva di questo tipo, ecco. Prima ci dicevi, dietro le quinte, che questa villa è molto particolare, non ci si aspetta di trovare dei piccoli tesori all'interno e lo spettatore, il visitatore rimane estasiato. Sì, naturalmente, perché dall'esterno, nonostante l'imponenza della facciata e la presenza di elementi architettonici importanti, tra cui alcuni resti di affresco che si vedono sotto le due finestre del piano nobile che si trovano qui dietro di noi, che denunciano la presenza di una facciata originariamente probabilmente affrescata, però l'impianto è semplice e non ostenta una ricchezza, la ricchezza che comunque poi si potrà sicuramente apprezzare nel piano nobile. Altro elemento curioso è la scala d'ingresso. Di solito queste ville venete avevano dei grandi scaloni di rappresentanza che permettevano di stupire il visitatore. In questo caso lo stupore nasce proprio dalla presenza di una scala piuttosto stretta, che comunque è in linea con il fatto che questa villa è stata costruita anche per amministrare dei terreni, non solo come struttura di vacanza, e comunque permette di rimanere ulteriormente stupiti dalla ricchezza dell'affresco che poi accoglie il visitatore subito all'uscita della scalinata. Quindi una villa bella esteticamente, di grande valore artistico, ma anche utile. A questo punto direi che nella prossima puntata andiamo a scoprire veramente l'interno di questa villa, in particolare il piano nobile. Allora ci appropinquiamo verso l'interno della villa.